Senti che profumo. Guarda che... Cos'è che è qua dentro? Tutte le essenze di sta Allora merda. qua che è l'uietto, che è qualche gamba medica, e dopo sai che, aspetta, trifoglio, latino, tutto un miscuglio. È lei che fa Sì, lo tutto, sfaccio? tutto noi. Ma lui quanto tempo è che fa sto mestiere, Mariano? Ho 56 anni e ho cominciato a 10 anni. Solo 46 anni che Sì. è qua. Questo è un lavoro che resta dentro. Sì, proprio dentro nel cuore, nella passione proprio. Ciao ragazzi, Finetti e Mistro Rigo sono i nomi delle due contrade dell'Alessino in cui lavorano gli allevatori che vi ho appena fatto vedere e sono località per lo più sconosciute probabilmente al grande pubblico, ma non per il roncolato, quelli della Casara, produttori storici di Monte Veronese. E questi posti li conoscono bene perché è anche da qui che vengono a prendere il latte, anche da questi due signori. Al di là però dell'aspetto bucolico che caratterizza una produzione come questa, dietro le quinte dove sono voluto venire a curiosare esistono degli aspetti che non sono noti probabilmente al grande pubblico dei consumatori e sono aspetti relativi anche alle difficoltà insite nel fare questo lavoro di raccolta del latte, di produzione di raccolta del latte e di trasformazione successiva. Ci sono degli aspetti che intaccano il retroterra culturale e ambientale di questo territorio, radicalmente cambiato soprattutto negli ultimi 20 anni, anche con qualche forte preoccupazione da parte loro, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di reperire superfici pascolabili. E che cosa danno queste essenze al formaggio, Giovanni? Qua praticamente in Lessinia ci sono state delle ricerche dove che abbiamo studiato i pascoli e in alta montagna, anche qua a 700 metri, 800, abbiamo delle erbe che hanno circa 70-80 varietà diverse di tipologia, di varietà di erba, no? Per cui abbiamo una sostanza elevatissima che poi troviamo nel latte, per cui credo che sia il massimo, ecco. Quante sono ancora le situazioni come questa? Non sono tantissime in Lessinia. Sappiamo che negli ultimi 20 anni c'è stato un esodo, una chiusura di tantissime stalle, ecco. Per cui sono stalle che vanno veramente tenute sotto controllo, nel senso che dobbiamo dargli speranza per un futuro, prima che arrivano ancora le vigne, no? Le vigne stanno portandoci via il territorio in Lessinia, perché il valore è aumentato, per cui questi signori che producono latte non riescono ad avere in più prati per le loro vacche. Qui c'erano prati e oggi ci sono le vigne, questa è una realtà che tutti vediamo, che però nessuno sta dando dei limiti, via ad oltranza. Questa è una cosa che anche i contadini stessi si chiedono, ma perché oggi uno viene a portarci via i prati, i boschi per fare le vigne? Qui le vigne non possono esistere, qui le vigne non è il loro territorio, non è il loro posto ideale. È vero che è cambiato il clima, ma però insomma credo che non siamo giunti ancora a questo. Questo è un territorio di montagna dove c'è la terra che dà erba alla vigna, insomma anche no. C'è una cosa che mi ha particolarmente colpito ed è la propensione dei roncolato a limitare, se non addirittura ad eliminare, la separazione tra il mondo della produzione del latte e quello della trasformazione. Nel senso che loro sono sempre per un confronto diretto con gli allevatori da cui si riforniscono. Un confronto che riguarda non soltanto la qualità del latte, ma anche l'attività della stalla, l'alimentazione degli animali, il loro benessere, aspetto importantissimo dall'una e dall'altra parte. E credo che questo sia significativo anche ai fini di una qualità finale del prodotto. Voi, Gildo, siete comunque
casari, siete trasformatori. Siamo casari. Ma deve esserci un rapporto con i contadini, con gli allevatori. Soprattutto è il primo fornitore, quello della materia prima. Se la materia prima è buona, si lavora bene, si trasforma bene, si fa robe buone. Altrimenti, cioè, la collaborazione con chi produce è basilare, la cosa principale, secondo me. Quindi vi confrontate spesso, immagino, no? Collaborazione totale. Questo è il mio modo di vedere, il mio modo di pensare. Collaborazione con chi produce. Quindi, per esempio, quali sono gli argomenti di cui parlate? L'alimentazione, che l'animale sia sano, che sia un ambiente pulito, che sia un ambiente sano, che siano curate bene. Questo è il famoso benessere animale, deve essere un benessere totale. Uno potrebbe dire, ma chi ve lo fa fare? In fondo basta che la qualità del latte sia buona. No, non è solo quello. Se c'è collaborazione, deve essersi stima tra le parti, un rapporto tra persone serie che devono fare tutti quanti il proprio lavoro. Lavorare bene, trasformare bene, pagare il latte quello che è giusto, altrimenti se si interrompe la catena non si va da nessuna parte. Prima di essere un formaggio, il Monte Veronese è una storia. La storia delle famiglie della Lessinia che questo formaggio un tempo se lo producevano in casa. Poi nel secondo dopoguerra c'è stata l'esplosione, l'evoluzione, si sono sviluppati i caseifici e questa ha cominciato ad essere un'attività produttiva vera e propria anche con numeri significativi, tant'è che oggi le forme di Monte Veronese che vengono prodotte ogni anno sono circa 100.000. Ma sono ancora le famiglie le depositarie di questo sapere antico che continua a tramandarsi. È cambiata la tecnologia, è arrivata la modernità, alcuni processi sono stati agevolati, ma alla fine la manualità e i ritmi sono ancora quelli. Cosa è cambiato quindi in tutti questi decenni? Come ha fatto anche una famiglia, anche come quella di Roncolato, ad approcciarsi ad un nuovo modo di essere presenti sul mercato, dalla produzione al consumo? Un cammino importante, formativo e di maturazione che li ha coinvolti tutti. La nostra famiglia, che è di terza generazione, parte mio nonno da Brenton, ma nel 64 veniamo a Roncà a gestire questo caseificio sociale costruito da tutti i soci produttori di latte. All'epoca qui c'era molto latte, oggi c'è solo uva e vino. Come si passa dall'essere puri raccoglitori di latte e monoprodotto come caseificio ad affermarsi sul mercato? Che maturazione c'è stata? Allora, innanzitutto una maturazione dovuta a quello che dovuta a dove si vuole arrivare. Se vogliamo essere dei campioni, dobbiamo capire dove si vuole arrivare, tornare a casa, studiare. E in questo caso i fermenti lattici sono la madre del formaggio. I fermenti lattici sono un settore dove che noi abbiamo voluto fare ricerca, abbiamo ricercato quel fermento lattico là invece di questo, per cui abbiamo fatto selezione, alte selezioni di fermenti lattici. E a livello commerciale? A livello commerciale abbiamo cercato di fare dei prodotti sia sull'aspetto esteriore ma anche sull'aspetto organolettico, cioè la qualità nel gusto, per arrivare a toccare queste papille che abbiamo in bocca che dicono questo è un grande formaggio, hai capito? Questo è un formaggio che mi dà una sensazione olfattiva, naso e bocca eccezionale, e questo è quello che fa la differenza. E qual è il futuro di un formaggio come questo allora? Il futuro del formaggio come questo chiaramente non dipende solo dalla qualità eccelsa di un prodotto, ma serve anche molta collaborazione e conoscenza e grandi, non grandi, ma comunque un certo apertura verso il mercato, sapere cosa si vuole fare, a chi venderlo e organizzarci un po' di più. E imporsi sul mercato ci vogliono dei soggetti all'altezza e la conoscenza verso questo settore, che è la conoscenza che si cresce negli anni studiando anche, non solo guardando. Per cui bisogna studiare, come dicevano le maestre a scuola: studiate bambini, studiate, non bisogna fermarsi mai. Spesso si sente parlare di resilienza, che è la capacità di rimanere in un luogo, affrontare le avversità e costruirsi anche un futuro. Ma questo passaggio non è così semplice e soprattutto occorrono le persone che questa cosa la pensino e poi la attuino concretamente. Giovanni, con la sua famiglia, ha elaborato una ricetta ben precisa, che esula anche spesso dal concetto di imprenditore per allargarsi a un qualcosa di molto più etico. Fare un formaggio di questo livello qui, come il Montelupo,
è un'eccellenza che il mercato deve riconoscerti, per cui vuol dire denaro, valore aggiunto, più soldi. Qua questo formaggio ambisce alla ristorazione di alto livello e ai negozi specializzati, per cui se la Casara riesce a portare a casa un valore aggiunto che è in denaro, poi può vivere, può distribuire ai contadini più soldi, perché il latte è giusto pagarlo di più, e può anche magari permettersi di aumentare gli stipendi, che non guasta, e non fare il classico imprenditore che li mette in tasca e magari li porta anche all'estero. No, questo noi non lo vogliamo fare, vogliamo far crescere la famiglia che è fatta di produttori di latte, di collaboratori e di titolari, ma sono gli ultimi però, noi primi. Montelupo, formaggio semicotto, inventato da noi, da me, Giorgio, diciamo il nostro Casaro. Pluripremiato, miglior formaggio stagionato d'Italia. A novembre classificato, è veramente una grande sfida. Abbiamo tutti i pecorini insieme, c'è stato veramente una soddisfazione. E perché si chiama Montelupo? Montelupo perché ricorda intanto la montagna veronese dove arriva il latte. Lupo perché lì ci sono i lupi. E questo grande dilemma che abbiamo in Lessini. Certo, è un problema sempre più forte. Sarebbe bello anche assaggiarlo sto formaggio, perché insomma, eccolo qua, che si apprezza, va bene. Sempre a portata di mano. Per Grazie. tutti i motivi. Ce n'è uno buonissimo motivi. Eccolo qua, questo qua. Eccolo qua. Una fettina di Montelupo. Esatto. Ciao ragazzi, continuate a seguirmi perché di Monte Veronese parleremo ancora e a lungo. Ciao. Dai al lupetto e il formaggio. Ciao. Sta sto cammino adesso, Molto buono.